Appassionati di calcio 5, buonasera dalla Palasele di Eboli. Stanno facendo il loro ingresso in campo la Fel di Eboli e la Roma 1927 Futsal per la seconda giornata del campionato di Serie A quinto. Chi vi parla è Fabio Mora. Diamo subito lettura delle formazioni a partire dai padroni di casa nella tradizionale casacca rosso-blu. Fel di Eboli che schiera con numero 3 dal CIN, 25 di Stani, 80 Serratore sono i portieri, poi 4 Gattarelli, 7 Caponigro, 8 Lavrendi, 10 Ghi, 11 Calderolli, 13 Kenji, 15 Ecevarria, 22 Felipigno, 77 Selusio. L'allenatore è Antonelli. Risponde la Roma Futsal col numero 1 Sarmiento, il 13 Ducci, poi a seguire col 7 Isgro, 9 Joao Miguel, 10 Cutrupi, 18 Avellino, 20 Fortino, 23 Di Eugenio, 24 Biscossi, 26 Cutruneo, col 30 Pietrasanta, il 31 è Marcelo l'allenatore. E Reali a dirigere il match il primo arbitro signora Martina Piccolo di Padova, coadiuvato dal secondo arbitro Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme, il crono e Tommaso Vallecaro di Salerno. Tutto pronto per questa grande sfida con due squadre che sono partite bene. La Roma ha superato in quello che veniva considerato anche un po' il big match della prima giornata per quella che si preannuncia possa essere una rivelazione del campionato come il Cosenza. La Roma ha vinto 2-1 una partita difficilissima. La Fel di Eboli invece ha espugnato il campo della neopromossa Genova con una vittoria in rimonta 1-6 con uno strepitoso Calderolli, autore di una tripletta e di una prestazione mostre, con la Feldi che ha cambiato tanto, così come ha cambiato tanto anche la Roma, ma ci sono anche assenze importanti in questo match. Manca lo squalificato Venanzio per la Fel di Eboli, è assente anche Pelezigno. Per quanto invece riguarda la Roma manca Riccardinho, mancano Michele e Paul Lopez, questi ultimi due impegnati agli europei Under 19 con la Spagna, e Ceccarelli non è disponibile perché ha avuto un problema fisico e dunque non convocato. Sono due squadre che, dicevamo, hanno cambiato anche tanto. La Fel di Eboli quest'anno ha rinunciato a giocatori del calibro di Caruso, Liberti, Barra, Ezzi, Ugherani, Salas e Spindola, e ovviamente punta a disputare un campionato da protagonista così come l'ha fatto nelle precedenti stagioni. Dall'altra parte c'è una Roma che ha rinunciato a giocatori di provata esperienza del calibro di Dimas, Ercolessi, Marcelinho. Insomma, anche in questo caso una squadra abbastanza rivoluzionata, con la voglia di far bene, di consolidarsi ancora una volta sul palcoscenico della Serie A italiana. La Fel di Eboli agirà da destra verso sinistra di chi ci segue in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio 5. Iscrivetevi, mi raccomando, ancora numerosi, per seguire tutte le dirette di quest'anno della Serie A quinto. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa partita che si preannuncia essere assolutamente appassionante, con la Fel di Eboli che vuole confermarsi davanti al pubblico amico e la Roma che cerca il colpaccio qui al Palasele. Subito il primo possesso di Selusio con il tocco corto per Calderolli, avanza il numero 11 face to face con Cutrupi, ancora la giocata con la palla dentro e la parata di Sarmiento, il volto nuovo quest'anno della Roma tra i pali, il colpo di testa di Fortino, l'appoggio all'indietro ancora con l'intervento, con il pallone che finisce in fallo laterale, dicevamo, di Sarmiento, un giocatore argentino, portiere il cui curriculum parla da solo, con tanti trofei conquistati, ovviamente ben noto al tecnico Antonelli. L'ha voluto fortemente alla Roma, è un valore aggiunto enorme, senza nulla togliere a chi ha difeso la porta prima, però ovviamente l'esperienza di Sarmiento può fare la differenza. Ghi, a proposito di nuovi arrivi con la Fel di Eboli, già si è fatta sentire la sua presenza in chiave offensiva nella trasferta vittoriosa con la formazione del Genova. Qui la conclusione sul fondo da parte di Cutrupi, con Fortino il capitano che ha osservato la traiettoria della sfera. Dicevamo, tre giocatori arrivati dalla Sandro Abate, soprattutto ovviamente la classe di Ghi lì davanti, con Kenji invece che con il suo modo gentile di interpretare anche il futsal, con un piede davvero importante. Il suo mancino l'anno scorso l'ha fatto notare tantissimo, e Kenji anche in questo caso può essere un giocatore di assoluto valore per la Fel di Eboli, che riparte proprio con Ghi e Kenji. Eccoli qua, la giocata di Kenji che cerca di trovare respiro all'indietro con l'assist per Calderoli. Di nuovo l'appoggio verso Kenji, poi Gattarelli in banda dove c'è Ghi, lo affronta Avellino, il tocco per Calderoli,
ancora la giocata per Ghia, testa alta, nuovamente l'appoggio per Calderoli, Gattarelli, il tocco per Kenji in avanti a cercare la spizzata di testa di Ghia che diventa un assist per Calderoli che cerca la giocata di prestigio con l'intercetto e la palla che arriva a Cotrupi, la rimessa laterale per la Roma. Subito ritmi elevati qui al Palasele di Eboli per questa sfida della seconda giornata di Serie A. Quinto Fortino, il capitano, quello che ci stupisce ogni anno per la sua classe, per la sua qualità, per la sua capacità di essere sempre determinante nella fase offensiva. Qui forse una carica, e così infatti il primo fallo in questa partita commesso dalla Roma con Isgro, e si ricomincia con il calcio di punizione a favore della Feldi. Kenji, c'è un po' di spazio, attenzione, Kenji può calciare, lo fa e trova il palo interno. Occasione importantissima per la Feldi con Kenji che aveva trovato un varco per scaricare tutta la potenza del suo mancino. La rivediamo l'azione con l'appoggio, bravo Kenji a trovare lo spazio e a cercare anche il tiro nell'angolo giusto. Sfortunato il numero 13 della Feldi Eboli, vicinissimo al gol del vantaggio, la prima palla gol importante e targata Feldi Eboli. Si ricomincia con la rimessa di Cutrupi, lascia il compito ad Avellino, il tocco per Fortino, ancora Avellino, la giocata con Isgro, la palla per Fortino, di nuovo dai e vai con questa transizione offensiva, l'uscita di Dalcenna con l'appoggio per Avellino che scarica ancora il pallone in avanti per Isgro, diventa un assist importante per Isgro che però viene subito contrastato da Gattarelli. Il raddoppio di Ghi non è regolare per Martina Piccolo di Padova e dunque calcio di punizione a favore della Roma che riparte da Avellino. Cutrupi, Avellino, Fortino, Avellino in avanti dove non ci sono compagni. Si ricomincia dalla rimessa al fondo per Dalcin, protagonista con la nazionale italiana, un bello buono, la qualificazione dell'Italia agli europei in Lituania, Lettonia e Slovenia, con una prova mostra contro il Kazakistan. Due parate sui rigori di Bellobuono, quella di Dalcin, l'ultimo rigore sbagliato dal Kazakistan, ma soprattutto quella grande determinazione che si è vista di un gruppo fantastico di mister Samperi, del commissario tecnico ovviamente Salvo Samperi, e qui ad Eboli ha lasciato un ricordo abbastanza positivo. Dalcin avanza, sbaglia l'appoggio con il tocco, il fallo laterale. Cutrupi, Fortino, Biscossi, destro, la scivolata in intercetto da parte di Selusio con il pallone che finisce in fallo laterale. Eccolo qui Avellino pronto alla battuta quando il crono dice che sono trascorsi 3 minuti e 30 in questo primo tempo, sempre 0-0. Fortino al volo, una delle sue soluzioni, ma colpisce con il piatto il pallone, non con il collo del piede. Trova però comunque una deviazione, sarà ancora rimessa laterale per la Roma. Avellino sul punto di battuta, il tocco corto con la deviazione di Biscossi, sporcata da un avversario, e adesso Sarmiento per far ripartire l'azione della Roma. Avanza il numero 1 Avellino, il tocco ancora con Cutrupi, poi ci prova Biscossi, destro fermato, rimessa laterale sempre per il giallorosso, oggi maglia bianca. Entra Joao Miguel, fa respirare Rodolfo Fortino. Ecco la prima palla giocata con il tocco di dietro che diventa però un assist Caponigro. Dalcin, Echeverria avanza, il destro con la palla che danza pericolosamente vicino alla porta di Sarmiento. Riparte la transizione offensiva della Roma che ha questa opportunità, la scivolata del 15 splendida con la transizione offensiva, la controripartenza della
Feldi Eboli, fermato, calcio di punizione. Ci aveva provato Filippigno con le indicazioni di mister Antonelli alla panchina per il modo di gestire quella transizione offensiva. Si ricomincia con il calcio di punizione a favore della Feldi Eboli, secondo fallo commesso alla Roma. C'è Selusio sul punto di battuta. Parte Selusio, l'appoggio per Filippigno, ancora Selusio, di nuovo il 22 dal centro, la giocata in avanti con l'uscita di Sarmiento che rispedisce il pallone dall'altra parte, colpo di testa pericolosissimo all'indietro da parte di Filippigno che diventa un tiro quasi a sorpresa verso la porta di Dalcini. Calcio d'angolo per la Roma. La palla gol importante, clamorosa, l'ha avuta Kenji che ha colpito il palo interno. La Roma ha risposto. Ci sta provando anche in questa circostanza con la difesa della Feldi che recupera. Selusio detta il passaggio nuovamente in Civaria. Poi il tocco indietro verso Filippigno. Ancora Selusio. Avanza il 77. Punta l'avversario. Riesce lo scarico per il destro di Caponigro con la deviazione di Sarmiento in calcio d'angolo. Ancora un tentativo della Feldi Eboli con Selusio che va a battere il corner. Il tocco all'indietro con il tentativo di Filippigno, la palla fermata da Vellino, stretta di mano cordiale tra i due e si riparte dalla rimessa laterale per la Feldi Eboli. Echevarria, il tocco in avanti, ancora la giocata con Biscossi che riesce a recuperare il pallone, cerca di dare in velocità, fallo e ammonizione di Caponigro. Caponigro va a dire perché mi hai ammonito, il primo fallo, lo vediamo, si arrabbia anche Antonelli alla panchina per questa ammonizione, ma più col suo giocatore che per la sanzione disciplinare. Intanto il fallo commesso ancora dalla Feldi Eboli. Secondo fallo, si pareggia il conto. La prima ammonizione del match è per Caponigro. Biscossi, il tocco all'indietro. Avellino, Fortino, dai e vai con il contrasto, la giocata di Selusio. Porta il pallone in avanti con un tocco di prestigio, velutato, poi Dalcin, lo scavetto, la palla è uscita. Si ricomincia con la rimessa laterale per la Roma. Caponigro deve lasciare il pallone lì in avanti, l'anticipo con la sfera che finisce in fallo laterale e si ricomincia la rimessa a favore della Roma che porta sul punto di battuta Avellino. 6 minuti di gioco trascorsi, sempre 0-0 qui dal Palasele di Eboli. Avellino pronto alla battuta. Cutrupi, il tocco all'indietro, ancora Cutrupi, la giocata in avanti con l'uscita di Dalcin che spedisce il pallone direttamente in tribuna. Si ricomincia con la rimessa laterale per Fortino, sbagliato l'appoggio, Filippigno, la giocata in allungo. Ammonizione per Fortino, il capitano che è andato secondo il direttore di gara a stendere in maniera regolare Filippigno. Scontro anche con Sarmiento. La rivediamo con Filippigno che va via in ritardo qui. L'ammonizione per Fortino, forse però il fallo l'aveva commesso sul piede d'appoggio un altro giocatore. L'arbitro comunque ha ammonito Rodolfo Fortino che fa il pari sull'ammonizione di Caponigro. Filippigno sul punto di battuta. Echevarria.
l'appoggio per Gattarelli. Dalcin avanza, ancora giocata splendida, Echevarria che va via, 2 giocatori, il tocco sotto con il salvataggio sulla linea, poi ancora la doppia giocata, il pallone che finisce in fallo laterale. Aveva fatto tutto splendidamente il numero 15 della Feldieboli. Rimessa laterale per la Roma con l'appoggio per Fortino. Cutrupi avanza, lo scarico all'indietro per Isgro, un po' di spazio, la finta e controfinta, prova il sinistro, fermato, altra rimessa laterale per i giallorossi, oggi maglia bianca, dentro per Fortino che può girarsi di là, lo fa splendidamente. Dalcin gli dice di no. Grandi opportunità per la Roma con Fortino che è andato a trovare lo spazio in area di rigore, ha difeso il pallone con il corpo, è riuscito a girarsi splendidamente, a trovare Dalcin in traiettoria per rispondere all'opportunità per la Roma dopo quella di Echevarria che prima aveva fatto tutto benissimo. Intanto c'è un giocatore della Feldi a terra, si tratta di Felipigno, con lo staff medico chiamato in causa dal direttore di gara per sincerarsi delle condizioni del numero 22. L'occasione della Roma con Fortino, prima c'era stata quella della Feldieboli con Echevarria che è riuscito a creare una superiorità numerica lì davanti, poi ha cercato l'assist, anzi più che altro uno scavetto sull'uscita del portiere. Salvataggio è arrivato ben prima che il pallone potesse arrivare verso la porta. Intanto si ricomincia con Cutrupi, sbaglia questo schema su palla inattiva alla Roma, si riparte da Dalcin. Ghi, l'appoggio indietro per Calderolli, in banda, cercare Ghi, poi l'uscita di Sarmiento costretto a scaricare il pallone direttamente in fallo laterale. Lavrendi, Dalcin, il colpo di testa in anticipo con Lavrendi che prova ancora a gestire il possesso, non riesce però a ritrovare il pallone, poi spazzato via direttamente in fallo laterale. Si ricomincia ancora con questa opportunità per qui. Intanto rivediamo la grande giocata di Fortino con la grande risposta di Dalcin. Calderolli, il tocco per il destro, fermato, riparte la Roma che ha un po' di spazio per la transizione offensiva, superiorità numerica con Cutrupi che avanza, la finta, poi nel ripiegamento difensivo, doppio rimpallo, alla fine è costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Un po' di confusione in questa manovra con Cutrupi che fa ricominciare l'azione per i suoi. Isgro, si fanno sentire intanto anche i tifosi della Feldieboli, non c'è soltanto la tribuna che vedi di fronte, per tradizione tanti sono appostati anche nella curva alla nostra sinistra. Questo è un impianto che può raccogliere 7.800 persone, ovviamente è difficilissimo dare un colpo d'occhio con una capienza importante. I tifosi della Feldi vanno sia in curva sia in tribuna davanti, ma anche sulla curva alla nostra destra. Intanto riparte la Roma ancora con questa azione insistita, forza la palla riuscita, attenzione qui che rischio da parte di João Miguel con una manata con la faccia di Calderolli, rischiato grosso. João Miguel un po' innervosito, ammonito João Miguel, quasi un fallo di reazione. Appena possibile lo rivedremo. Fatto il quarto fallo commesso dalla Roma. Sarmiento sbaglia l'appoggio, Selusio all'indietro per Dalcin, avanza il portiere della Feldieboli. Selusio
Calderolli, la finta di Calderolli, la giocata per Kenji, poi la deviazione di Sarmiento in calcio d'angolo. Occasione ancora per la Feldi Eboli che spinge adesso con quest'altra palla inattiva che può sfruttare per il sinistro di Kenji, che ci prova sbagliando completamente l'impatto col pallone, ma c'è un fallo di Ghi in attacco e dunque terzo fallo commesso dalla Feldi Eboli, fallo di Ghi su Avellino. E poi quest'anno potete notare in sovraimpressione anche la novità con la segnalazione dei falli, oltre allo score col timer. Riparte nuovamente la Roma, la palla finisce tra le braccia di Dalcin, colpo di tacco di Calderolli che diventa un assist in tribuna. La rimessa laterale sempre per gli ospiti. Avellino, l'appoggio per Sarmiento, Fortino, Avellino avanza, lo scarico buono con il tentativo di innescare Fortino sulla linea di porta, tutto in velocità. C'è stato l'intercetto in traiettoria con il pallone che è finito sul fondo, ci aveva provato Biscossi a servire Fortino. Tocca indietro ancora per il tentativo di Cutroneo col pallone che viene deviato nuovamente in fallo laterale. Avellino, il tocco che diventa una carambola pazzesca con Dalcin che poi si ritrova il pallone tra le braccia. L'errore di Selusio, una palla giocata in avanti fuori misura verso Fortino da parte di Biscossi. Si ricomincia con la rimessa laterale a favore della Feldi Eboli. Selusio avanza Dalcin, il destro con il colpo di testa di Caponigro con la palla verso Sarmiento. Avellino, un po' di spazio, il taglio splendido con la palla recuperata nuovamente dalla Feldi Eboli, cerca di avanzare Selusio, carica il destro tra le braccia di Sarmiento. Fortino col petto non riesce a tenere il pallone e si riparte dalla rimessa laterale per la Feldi Eboli. Echevarria con Caponigro, Selusio, lavoro doppio per Selusio con l'assenza di Venanzio oggi. Kenji, poi il tocco per Echevarria, attenzione qui ancora scontro con Cutroneo, il tocco in avanti con lo scavetto cercato da Caponigro. Sarmiento si oppone. Un po' di proteste, alla fine si riparte con la rimessa laterale per la Roma. Cutroneo, dai, vai con Avellino, il pressing di Caponigro, attenzione, rischia e perde il pallone Avellino, poi ancora la palla dentro, Caponigro calcia, Sarmiento c'è, grande opportunità per la Feldi Eboli con Caponigro, avanza Dalcin, può scaricare tutta la potenza del suo destro sul fondo. Occasione con un errore in fase di uscita da parte della Roma. Bravo Sarmiento ad opporsi al tentativo di Caponigro, poi Dalcin, qui fallo, forse no, non è d'accordo il direttore di gara. Fortino era finito a terra. Ancora Fortino, l'appoggio per Avellino, viene a dettare il passaggio tra le linee Cutropi, ma si riparte da Avellino. Sbaglia completamente Quisgro, con un Fortino che si lamenta ancora con il direttore di gara Martina Piccolo di Padova per la circostanza precedente, con un sorriso ben evidente. Fortino è andato a dire
in maniera ironica ovviamente, come hai fatto a non fischiare. Ma intanto fischia il time out per mister Reali, con gioco che si interrompe per un minuto. Eccolo qua il chiarimento proprio tra Fortino e Martina Piccolo, con ancora una volta la spiegazione di Fortino. Sembra essersi finalmente convinto di quanto gli ha detto Martina Piccolo. Intanto qua rivediamo l'ultima opportunità qui con Caponigro, ha calciato quasi con la punta, la grande parata di Sarmiento, e poi il tentativo di Dalcenna, che non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Le indicazioni di Reali e suoi, una partita molto bella, equilibrata tra due grandi squadre, con assenze importanti, con la Feldi Eboli che forse ha avuto le occasioni migliori, anzi decisamente, dopo il tentativo di Caponigro e il palo colpito da Kenji. Dall'altra parte un'opportunità importante per Fortino con la grande risposta di Dalcenna, ma le due squadre stanno dando vita al match che ci aspettavamo, molto equilibrato, con la capacità di essere imprevedibili lì davanti. Vediamo cosa cambierà questa parte finale di prima frazione di gioco. 8 minuti da giocare dopo le indicazioni di Fabrizio Reali e suoi. E Avellino che va a battere la rimessa laterale. Il time out chiesto dalla Roma. Bisogna un attimo intervenire per asciugare il parquet, forse, sulla panchina della Feldi Eboli. 3 ammoniti. Joao Miguel che ha rischiato grosso per la manata. Fortino e Caponigro. 4-3 la situazione falli, e qui ancora un colpo di testa all'indietro rischioso. L'abbiamo visto anche con Filippino, se ricordo bene, in questo caso Calderoli. Dalcin seppe in traiettoria, per carità, però ha rischiato anche qui la Feldi di commettere una clamorosa ingenuità. Intanto ancora rimessa laterale per la Roma, che resta in proiezione offensiva. Chiama lo schema Avellino, eccolo qui inquadrato per sfruttare questa palla inattiva. Avellino, il tocco indietro per Cutrupi. La giocata verso Isgro. Ancora Cutrupi. Avanza il 10, trova la deviazione di Ghi, l'ultimo tocco del giocatore della Feldi Eboli. Si riparte con la rimessa laterale per i giallorossi. Avellino, Isgro, il blocco di Fortino. Isgro poi tutto regolare, anzi no, arriva con un attimo di ritardo il fischio del direttore di gare, arriva anche l'ammonizione per Filippino. Con un po' di ritardo si sono lamentati Fortino e Avellino, hanno chiesto praticamente a gran voce il giallo. La rivediamo, eccola qua, con il blocco di Fortino qui, poi la trattenuta sì, da giallo assolutamente, con Filippino che era in ritardo. Si è vista la maglia allargata di Fortino. 4-4 la situazione falli, 0-0 il punteggio, 7 minuti 18 secondi da giocare in questo primo tempo. Il calcio di punizione a favore della Roma, con Avellino che può anche calciare di là. C'è Isgro sul punto di battuta, si stacca Rodolfo Fortino, vediamo. Le indicazioni di Avellino, che parte dentro, ha cercato la deviazione Cutrupi con un tacco al volo. Era anche buona l'intenzione, con Avellino che ha calciato forse troppo forte verso la porta. Cutrupi non è riuscito a impattare il pallone come avrebbe voluto. Altra palla dentro, con il rimpallo che favorisce Fortino, fermato. Qui ultimo tocco di Calderoli. Un po' di proteste ancora con Calderoli e Fortino. Si riparte dalla rimessa laterale a favore della Roma. Fortino, il duello con Calderoli, poi Cutrupi, lo scarico per Isgro. Avanza, l'appoggio per Avellino.
dentro il taglio splendido con la palla che scivola via verso le braccia di Dalcin. Calderoli, e qui attenzione con l'intervento di Fortino, tutto fallo commesso dalla Roma. Con le proteste adesso di Calderoli, che si era un po' preso con Fortino da qualche minuto, adesso va a dire qualcosa a Martina Piccolo. Vediamo, braccio aperto di Fortino con il calcio di punizione per la Feldi. Intanto attenzione, perché quinto fallo commesso dalla Roma, e dunque 6 minuti e 40 da vivere con grande tensione per il team di Reali, che non deve rischiare di mandare la Feldi al tiro libero. Feldi che ha commesso 4 falli, quindi bisogna attenzionare assolutamente questa situazione di gioco. Intanto lo scarico splendido con l'appoggio all'indietro, aveva provato Ghi, poi il tentativo di Peresigno, di Filippino, chiedo scusa, all'indietro per il tiro che non è arrivato. Cutrupi, il destro fermato, Peresigno mi aveva detto citami in telecronaca, infatti l'ho citato anche se non c'è. Riparte nuovamente la Roma. Cutrupi, l'appoggio ancora verso Isgro. Fortino fermato, la rimessa laterale per la Roma, i cambi di Reali con Fortino che va a riposarsi, e ovviamente in campo c'è João Miguel. Qui l'errore che innesca Ghi, prova a liberarsi per calciare in porta, non riesce a trovare lo spazio. Ghi fino a questo momento ancora non efficace nella zona offensiva. João Miguel, la giocata di Suola, la scivolata con la palla recuperata ancora João Miguel, un po' di confusione, poi ci prova con questo gran destro Cutrupi, la deviazione di Dalcin. Calcio d'angolo, rivediamo la palla che alla fine arriva a Cutrupi, che ha calciato con il mancino, ha trovato Dalcin sul primo palo. Altra palla dentro, poi Ghi la scarica addosso all'avversario, almeno così avrebbe voluto, ma non lo colpisce. Il pallone finisce nuovamente in fallo laterale. C'è Di Eugenio sul punto di battuta, il tocco all'indietro con Biscozzi che carica il destro, c'è Kenji che mette il pallone in fallo laterale. Biscozzi inquadrato dalla regia con il pallone che deve essere recuperato. Altra rimessa laterale a favore della Roma. Riparte Ghi. Gattarelli. Kenji. Dalcin. Lo scarico per Kenji. Prova a puntare l'avversario, alla fine trova lo spazio verso Ghi, difende il pallone, prova a girarsi, lo fa, fermato, calcio d'angolo. 4:37 alla fine del primo tempo, sempre 0-0 tra Feldi Eboli e Roma 1927 futsal. Il calcio d'angolo, la palla dentro, doppia deviazione, poi la scivolata di Ghi, carica il mancino, trova la schiena di Di Eugenio, il lancio di Sarmiento, l'uscita di Dalcin a pugni uniti, e poi diventa un abbraccio sorridente con João Miguel. Riparte Cutrupi. Biscossi, Avellino ancora in avanti a cercare Cutrupi, cerca la finta, poi il sinistro intercettato da Gattarelli. Attenzione, c'è un altro giallo da parte di Reali, il panchina, ammonito l'allenatore della Roma per le proteste
verso il crono. Ancora Reali che va a dire qualcosa al cronometrista. Ammonito l'allenatore della Roma per le proteste nella circostanza precedente. 4 minuti e 5 secondi da giocare. Avellino sul punto di battuta. Un po' di confusione in aria, ci prova Biscossi con Dalcini che controlla. Echeverria avanza, punta l'avversario ancora con il sinistro tra le braccia di Sarmiento. La recupera Gattarelli, destro! Sarmiento si distende in tuffo dal nulla, questa occasione per la Fel di Eboli. Rimessa laterale per la Fel. Intanto arriva il cambio con Selusio da parte di Antonelli. Un tocco dentro che non riesce, altra palla inattiva che può sfruttare il team di Antonelli. Il tocco all'indietro per il destro al volo di Caponigro, cercato di sorprendere Sarmiento. Si riparte da Avellino. Lo trattiene Jean Miguel. E allora Kenji. Dalcin. L'appoggio in avanti per Jean Miguel. Avellino, ancora Jean Miguel. Cutroneo fermato, altra rimessa laterale per la Roma. 3-10 all'intervallo, sempre 0-0 qui la Palasele di Eboli con Selusio che controlla, poi riparte Caponigro che ha un po' di spazio, avanza Caponigro, cerca la percussione ma perde il contatto con il pallone. Sarmiento, Avellino, poi sbaglia completamente l'appoggio in avanti verso Cutroneo. Dalcin, rischia qui il portiere della Felli. Avellino fortino che calcia in porta, troppo corto. Echeverria avanza. La giocata, lo scarico per Selusio, finta e controfinta. Di nuovo Selusio e cerca l'appoggio dentro con l'uscita di Sarmiento. La palla scivola via, l'ha toccata il portiere della Roma, però gli è frenato addosso un giocatore della Fel di Eboli. Si tratta di Caponigro, tutto regolare con il replay che vediamo. Contrasto con Sarmiento che ha preso una botta in testa. Si rialza l'estremo difensore della Roma con la Fel di Eboli che può battere questo calcio d'angolo. Il tocco all'indietro per la conclusione al volo di Kenji, fermata, poi l'appoggio con il piede debole per Caponigro che calcia col destro sul fondo, deviazione, calcio d'angolo, no, sembrava che ci fosse stata una deviazione francamente, con la palla giocata in avanti alla Roma. L'ultimo tocco è di Isgro e si riparte con la rimessa laterale per la Fel di Eboli che ha protestato prima perché avrebbe voluto un corner dopo il tiro sulla porta difesa da Sarmiento, ancora lì leggermente dolorante per la circostanza precedente. Echeverria fermato, la palla recuperata da Isgro che avanza. Isgro che finisce a terra contro le protezioni del campo. È calcio d'angolo per la Roma. Avellino sul punto di battuta. Attenzione, ammonito Dalcin.
anche in questo caso per una protesta plateale verso il direttore di gara. E viene ammonito il portiere della Feldi Eboli. Bisogna aspettare ovviamente il fischio dell'arbitro perché c'è stata la sanzione disciplinare. Non può ricominciare il gioco. Partita tranquilla però con fiammate di nervosismo da una parte e dall'altra. Ci prova Fortino dal Cina, gli dice di no. La palla in avanti dove non ci sono compagni e dunque si riparte dalla rimessa laterale per la Roma. Bisogna correggere il punto di battuta, credo. Avellino. Pronto alla battuta, vediamo se è ancora per uno schema su palla inattiva. La palla dentro con Selusio che prova la transizione offensiva. Dentro il gol da parte della Feldi Eboli che la sblocca così con Echevarria. Grande giocata, splendida transizione offensiva, 3 passaggi. Echevarria in area di rigore non ha perdonato e ha punito Sarmiento. Risultanza speciale con Filippino, la rivediamo, eccola qui, splendida giocata, l'assist dentro da parte di Filippino per Echevarria che ha trovato la deviazione in controtempo per il gol dell'1-0 della Feldi Eboli che la sblocca a 90 secondi dal termine del primo tempo. Sarmiento, Fortino, l'appoggio per Avellino, prova a rispondere subito la Roma con la palla dentro. Deviata, rimessa laterale per la Roma. Ci voleva una fiammata improvvisa per sbloccare questa partita. L'ha avuta la Feldi Eboli con una transizione offensiva splendida, tutta in velocità, la giocata intelligente tra le linee, con l'appoggio di Filippino col piede debole, poi ha trovato Echevarria, bravo ad anticipare l'avversario in area di rigore e a portare avanti la Feldi Eboli. Prova a rispondere la Roma con Filippino che tocca il pallone in calcio d'angolo, fallo laterale, siamo lì. Siamo a meno di un giro di lancette dal termine del primo tempo. Sale Avellino a battere il calcio d'angolo per la Roma. Anzi no, rimessa laterale. Il tocco per Fortino. Non arriva la deviazione del capitano della Roma. E riparte Calderoli. Filippino. Selusio. Ghi. Ancora Filippino che tiene il pallone in campo, lo scarico per Selusio. La giocata ancora della Feldi che con pazienza porta avanti il pallone. Calderoli, la finta, Fortino, ripartenza, c'è spazio, carica il sinistro Fortino, c'era Avellino in appoggio. Ha provato la soluzione personale di Fortino sul fondo. L'opportunità per la Roma, 25 secondi dal termine del primo tempo. Ghi, Selusio. Dentro con la palla recuperata da Avellino che può sfruttare ancora la superiorità numerica, il ritardo della difesa della Feldi Eboli, la palla dentro con Ghi che intercetta il pallone. Cutrupi, Avellino, Viscossi, carica il destro, fermato. Siamo quasi 2 decimi alla fine del primo tempo. Vediamo se la Roma proverà comunque a scaricare il pallone verso la porta avversaria, non c'è tempo. Avellino, arriva il suono della sirena che manda le due squadre al riposo con la Feldi Eboli in vantaggio 1-0 grazie al gol di Echevarria a 1 minuto e mezzo dall'intervallo. Un primo tempo che ha visto la Feldi Eboli partire bene con il palo colpito da Kenji, poi una partita molto bella, equilibrata. La Roma ha risposto con Fortino, occasione da una parte e dall'altra. Noi diamo spazio allo spot dell'intervallo e poi ci sentiamo per la ripresa.
Ci siamo, eccoci tornati dal Palasele di Eboli per il secondo tempo tra Feldi Eboli e Roma. Prima frazione che ha visto la Feldi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Echevarria a 1 minuto e 30 dal fine del primo tempo, con una grande azione, una grande transizione offensiva, l'assist di Felipigno. Echevarria che ha anticipato l'avversario e ha trovato la giocata che ha sbloccato la partita, una partita equilibrata, una partita tra due grandi squadre, con Fortino qui che ci aveva provato nel finale per rimettere in piedi i suoi. Intanto rivediamo il gol, eccolo qua, l'assist di Felipigno, l'anticipo su Avellino da parte di Echevarria e la grande giocata del 15 che ha portato avanti la Feldi. Una partita anche piuttosto nervosa, con gli ammoniti della Feldi che sono Dalcin, Caponigro e Felipigno. Dall'altra parte invece ammoniti João Miguel, Fortino e Mister Reali, più che altro in situazioni in cui ci sono state anche delle proteste vibranti dei protagonisti che hanno subito la sanzione disciplinare. Il palo colpito in apertura dalla Feldi con Kenji, mentre qui vediamo il presidente Gaetano Di Domenico nella sua tradizionale postazione in tribuna porta fortuna, sempre nella curva a sinistra del Palasele. Sospende un impianto che ospita le partite della Feldi Eboli. Fortino che batterà il calcio d'inizio della ripresa. In questo momento, partito il secondo tempo, diciamo una prima frazione in cui proprio Fortino era riuscito a essere pericoloso con una giocata in area di rigore, con la grande parata di Dalcin, poi qualche soluzione alla distanza della Feldi, qualche giocata importante di Echevarria, un tentativo con un salvataggio di Sarmiento su un tentativo di Caponigro sotto misura, poi Dalcin che aveva calciato alto sulla traversa. E come dicevamo, dall'altra parte del campo una Roma che comunque ha provato a essere pericolosa in tutto il primo tempo, molto equilibrato, con ovviamente la partita che resta in bilico assolutamente. Dalcin ci prova col destro sul fondo, l'opportunità subito di Dalcin che ha provato a fare tutto da solo, il numero 3 della Feldi, estremo difensore della nazionale italiana. Ricordiamo gli arbitri che sono Martina Piccolo di Padova, primo arbitro, e Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme, con il crono affidato a Tommaso Vallicaro di Salerno. Ricordiamo anche le assenze importanti, la Feldi che deve rinunciare allo squalificato Venanzio e a Pellesigno. Per quanto riguarda invece la Roma, Ricardinho, Michel, intanto qui la conclusione con la parata di Dalcin che è rimasto a terra e si è fatto anche leggermente male. Ha sorpreso anche noi che stavamo dando un'occhiata al taccuino con le assenze della Roma da ricordare, Ricardinho, Michel e Paul Lopez e Ceccarelli. Intanto l'occasione per la Roma, come dicevamo, con questo tentativo ancora con Fortino, l'appoggio all'indietro, poi di nuovo Fortino, la giocata senza intesa con Cutruppi che era andato in avanti a raccogliere l'invito del capitano, che invece l'ha preso in controtempo. Dalcin, il tocco in avanti con l'appoggio di petto di Selusio che ha calciato poi di prima intenzione verso la porta difesa da Sarmiento sul fondo. Il lancio in avanti verso Cutruppi che sempre col petto prova a tenere il pallone in campo ma non ci riesce. Riparte la Feldi. Felipigno. Ancora la giocata con il pressing di Fortino. Con la scaricata direttamente in fallo laterale.
e noi andiamo anche un po' sull'app di Tutto Campo, dove quest'anno troverete tutti gli aggiornamenti della Serie A Quinto di calcio 5, per capire cosa sta accadendo nelle altre partite in programma questa sera. Riparte nuovamente Filippigno adesso. Prova a puntare l'avversario, lo scarico che non riesce. E allora Isgro all'indietro per Avellino. Fortino. Ancora la giocata col palo interno colpito da Cutruppi. Che occasione per la Roma con questa grande giocata improvvisa e il palo colpito da Cutruppi. L'occasione per il pareggio a 2 minuti e 15 trascorsi in questa ripresa. La rivediamo, l'appoggio di Fortino, la grande giocata di Cutruppi che ha calciato splendidamente sul primo palo. Dalcin ha battuto, sfortunato il 10 della Roma. Ancora Fortino, prova a girarsi, fermato. Selusio. Fortino. Di nuovo il capitano della Roma. La rimessa tra. Intanto occhiata veloce con il Genzano che sta vincendo il big match Catania 1-0. Il Napoli che batte 3-0 la Global Work Capurso al momento. 1-1 tra Cosenza e Sandro Abate, 1-1 tra Mantova e CDM. Nelle altre partite della seconda giornata, domani Came Treviso Active e Fortitudo Pomezia Sala Consilina. Dalcin. L'appoggio in avanti con Lavrendi che non riesce a trovare il pallone. Sarmiento. Viscossi. Avellino. L'abbraccio di Kenji tutto regolare. Calderolli. Caponigro. Calderolli. Lo scavetto in avanti a cercare ancora Caponigro che prova a liberarsi di Avellino, poi lo trattiene Caponigro. Fallo commesso dalla Feldi Eboli. Primo fallo di questa ripresa, ne aveva commessi 5 la Roma nel primo tempo. La Feldi non è andata a calciare il tiro libero. Sarmiento. Uscita pressing con l'appoggio verso João Miguel. Viscossi. Avellino. Viscossi, l'appoggio ancora per Avellino. Viscossi, un po' di tacco per João Miguel. Ancora la giocata che non riesce con il pallone che finisce in fallo laterale. Viscossi dopo l'assist di Avellino. Sale Dalcin. Calderolli. Il tocco per Kenji tra le braccia di Sarmiento. Il duello con lo stop magnifico da parte di João Miguel che ha toccato il pallone alla suola del piede mancino. Alla fine poi ha chiesto un mezzo fallo, non è d'accordo il direttore di gara. Calderolli. Kenji poi fermato, riparte nuovamente la Roma. I cambi di Reali con la rimessa laterale a favore della Roma.
Roma pericolosissima con Biscossi in apertura di ripresa, un palo clamoroso colpito dai giallorossi, oggi in maglia bianca. Sarmiento, Isgro, palla dentro con l'anticipo di Calderoli che perde il pallone. Cutrupi, attenzione, ancora lui indemoniato, va a lottare, a difendere il pallone, arriva il raddoppio, poi un po' di confusione, alla fine lo spazza via in fallo laterale il giocatore della Feldi Eboli, con i cambi anche di Antonelli. Cutrupi, intercettato da Ghighi e poi perde il controllo con il pallone. Va Di Eugenio, il tocco all'indietro per Isgro, ancora la palla in avanti a cercare il compagno di squadra, deviazione rimessa laterale per la Roma. João Miguel avanza, fa sportellate con l'avversario per trovare un po' di spazio, poi la scivolata di Gattarelli che gioca il pallone da terra, tutto regolare, anzi no, alla fine il pallone è uscito e si ricomincia con il calcio d'angolo per la Roma. Chiama lo schema per il tentativo di Sgro che carica il destro, Dalcino si oppone, poi la transizione della Feldi che non riesce. Sarmiento, rientra Fortino per João Miguel, con Reali che va a complimentarsi con João Miguel. Bene, bene, molto meglio, abbiamo sentito dire proprio il giocatore è andato in panchina ovviamente a far posto a Fortino. Proteste dell'autore del gol che sta decidendo la partita, più che protesta, un chiarimento con il direttore di gara, stretta di mano e va bene così. Intanto Martina Piccola va a dire qualcosa a Sarmiento dall'altra parte del campo e si ricomincia. Partita molto corretta, ripetiamo, anche se le ammonizioni sono state abbastanza. Intanto qui Dalcino è costretto a fare gli straordinari, mettendo il pallone in calcio d'angolo per questa deviazione che lo stava ingannando. Di Eugenio, Fortino, il sinistro di Fortino, ancora il capitano della Roma. Destro con il pallone che finisce in fallo laterale, si riparte dalla palla nativa che può sfruttare il team di Reali. Attenzione ai secondi. La giocata di Cutrupi, fermato Ghia. Poi e qui c'è un fallo. Si sono scontrati poi due giocatori della Roma, ma c'è stato un contrasto precedente che ha innescato questa carambola che li ha buttati entrambi a terra. Siamo già dall'altra parte del campo con Isgro che viene fermato. 7 minuti di gioco trascorsi, 2 falli commessi alla Feldi Eboli in questa ripresa che tiene il gol del vantaggio, firmato Echevarria. L'appoggio per Cutrupi, lo scarico per Isgro, la finta splendida di Isgro e poi il colpo di tacco magnifico con il tunnel. Che cosa si stava inventando Isgro, poi che è stato toccato, attenzione. Isgro è finito contro le protezioni del palazzetto Lo Sport. La rivediamo con l'aiuto della regia, la giocata, guardate qui che giocata che aveva fatto Isgro, poi la palla finisce, poi si è scontrato dopo che il pallone era stato spedito da Echevarria in fallo laterale. Non c'erano gli estremi assolutamente per il calcio di rigore perché il pallone era già stato buttato via. Poi Isgro si è fatto male nel contatto successivo
po' di proteste ancora, con Avellino che è pronto a battere. Il tocco indietro per il tentativo ancora di Sgro sul fondo, dal Cin. Selusio, l'appoggio errato verso Ghi, chiede scusa e si ricomincia dalla rimessa laterale per la Roma. I cambi di Reali con Sgro che va a riposare un po' in panchina, rientra Biscossi e anche Cotroneo, se ho visto bene, sì. Fortino, eccolo qua il 26, la giocata ancora con l'appoggio per Fortino. Cotroneo, dentro il taglio che non riesce, alla fine Fortino, un po' di spazio, Fortino finisce a terra, calcio di punizione, attenzione, giallo per Selusio. Ancora una ammonizione, sono 4 gli ammoniti della Fel di Eboli. La rivediamo con l'anticipo di Fortino. Eh sì, anche in questo caso mi sembra legittima la decisione del direttore di gara, che è andato a punire con il calcio di punizione per la Roma e la sanzione disciplinare per Selusio. Le immagini hanno mostrato il contatto in ritardo di Selusio. Terzo fallo commesso dalla Fel di Eboli con il calcio di punizione. Avellino e Fortino, è più una palla da Fortino questa, vediamo. Anche uno schema come sempre nel futsal. Parte Fortino, anzi no, è Avellino. Eccolo qua lo schema con Fortino che non riesce però a trovare le coordinate giuste per chiudere col mancino. Si dispera il capitano della Roma, l'avevano studiata bene con Fortino che si era disinteressato del pallone. L'appoggio di Avellino, poi ha sbagliato l'appoggio verso la porta difesa dalla Cina, ma ancora Roma che adesso riparte con la giocata in accelerazione. C'è stata forse una deviazione e così calcio d'angolo sul tentativo di Biscossi. Roma che adesso sta spingendo per provare ad agguantare il pari. Avellino ancora per questa palla inattiva per il tentativo del team di Reali. Il tocco all'indietro, sporca la conclusione col destro, Biscossi al volo, colpisce malissimo il pallone e si perde completamente sul fondo. Gattarelli, dai e vai con Calderoli, poi il pallone tra le braccia di Sarmiento. Avellino, si gira Biscossi, ma non trova lo specchio della porta. Palla dentro, il rimpallo dal Cin in avanti per l'opportunità. Filippigno, attenzione, tutto solo, l'uscita di Sarmiento. Che occasione per la Feldi con questa ripartenza improvvisa. Bravo Sarmiento a non perdere la posizione. La rivediamo, la grande palla gol con Filippigno che forse avrebbe voluto lo scavetto in maniera diversa. Ci prova Calderoli sul fondo, occasionissima per la Feldi di portarsi sul 2-0. Isgro, Fortino fermato, rimessa laterale per la Roma. Avellino, Isgro, riparte nuovamente Cutroneo. Avellino, l'accelerazione di Avellino, lo scarico per Isgro, crea subito numerica. Isgro ci prova 1 contro 1 sinistro sul fondo, anzi direttamente in fallo laterale. Chiede scusa Avellino per l'appoggio sbagliato. Intanto rientra Cutrupi sul rettangolo di gioco.
Calderolli, Dalcin, avanza il destro, l'uscita di Sarmiento che tiene il pallone in area di rigore, ha rischiato di perdere il controllo del piede. Qui Fortino si ritrova il pallone vicino, poi alla fine in fallo laterale. Filippini in avanti con Caponigro che non riesce ad agganciarlo al volo. Sarmiento, Fortino sbaglia l'appoggio, la recupera nuovamente la Feldi. Caponigro, il blocco di Lavrendi, Caponigro calcia, fermato Lavrendi, la finta, la giocata del 2-0 firmata dal numero 8 che con lucidità, intelligenza ha avuto la decisione giusta per portarsi il pallone col destro in avanti e poi scaricarlo in fondo alla porta difesa da Sarmiento. 2-0. La rivediamo, eccola qui, la suolata col controllo orientato in avanti e poi col destro non ha lasciato scampo al portiere della Roma. 2-0 per la Feldi Eboli. Quando è andato via terzo quarto di gara, Lavrendi bravissimo col controllo orientato di suola a trovare il raddoppio per i padroni di casa. La reazione della Roma subito con Isgro, attenzione, fa tutto da solo, calcia dal Cine, poi il pallone ce lo spedisce quasi dove c'è la nostra postazione. Sorriso di Dalcin con Isgro che batte per la Roma. Questa rimessa laterale, il tocco all'indietro, Avellino, Isgro, Sarmiento, avanza, lo scarico ancora per l'opportunità di Cutrupi con la parata di Dalcin, sempre dalla stessa posizione. Cutrupi riesce nuovamente a essere pericoloso con Dalcin che si oppone al suo mancino che in apertura di secondo tempo aveva timbrato il palo. Avellino fermato anche lui, altra rimessa laterale per la Roma. Feldi cinica nella fase offensiva contro comunque un'ottima Roma fino ad ora. Due squadre che stanno mostrando tutte le loro qualità qui al Palaserie di Eboli. Caponigro riparte, altro spazio con il tocco per Filippino che aveva avuto sul suo sinistro l'occasione per il 2-0, una grande uscita di Sarmiento pochi minuti prima del raddoppio firmato Lavrendi. Caponigro lascia il doppio, la battuta a Gattarelli, l'appoggio per Lavrendi. Ringiovanita anche la formazione della Feldi Eboli, come detto, con i tanti addii da una parte e dall'altra, ma non cambiano le ambizioni delle due squadre che negli ultimi anni hanno mostrato di poter andare fino in fondo a tutte le competizioni. La Feldi l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, bissando il successo dello scudetto arrivato nel 2023 proprio contro quella che quella stagione si chiamava Olympus Roma, diventata poi Roma 1927 Futsal. Il primo scudetto della sua storia conquistato dalla Feldi, la prima Coppa Italia nella passata stagione per un club. Ha fatto un percorso incredibile in tanti anni di calcio 5. La Roma ha litigato un po' con qualche finale di troppo, ma è sempre pronta lì a dire la sua per provare a strappare un trofeo. Dalcin direttamente sul fondo, Isgro, Di Eugenio, il blocco del 23, Isgro avanza, la giocata ancora di Isgro fermato da Kenji. L'ultimo tocco di Isgro che avrebbe voluto qualcosa di diverso per l'intervento a suo avviso irregolare di Kenji. Non è d'accordo Martina Piccolo e si riparte con la rimessa laterale per la Feldi Eboli. 8 minuti ancora da giocare, ha raddoppiato la Feldi.
Gattarelli, il tocco per Selusio, per Gattarelli, Kenji, Ghi, fino adesso non proprio al centro della manovra della Feldi Eboli, è riuscito a trovare i suoi classici spazi lì davanti per essere pericoloso verso la porta difesa da Sarmiento, pur lottando come sempre sa fare, sportellate come sta facendo anche adesso con Di Eugenio per trovare la giocata giusta. Intanto Kenji prova il mancino deviato tra le braccia di Sarmiento. Isgro in banda a cercare di Joao Miguel, il duello con Gattarelli. Isgro sempre con la sua qualità. Isgro carica il destro, arriva la deviazione di Gattarelli in fallo laterale. 7 minuti e 11 secondi ancora da giocare. Attenzione crampi forse per Isgro, è rimasto a terra. Arriva Ghi a soccorrerlo, anche il direttore di gara a sincerarsi alle condizioni del numero 7. Pronto il cambio ovviamente, con Isgro che va a riposarsi un attimo e a lasciare spazio a Biscossi. L'appoggio sbagliato di Selusio, la rimessa laterale per la Roma con Biscossi. Di Eugenio, Cutruneo dentro a cercare ancora Joao Miguel, poi il sinistro con Dalcin che fa un mezzo miracolo. Che cosa ha preso il portiere della nazionale italiana? Che cosa ha preso? Anche con la complicità della traversa, la conclusione fantastica la rivediamo con l'appoggio di Joao Miguel di prima intenzione con Dalcin che gli ha detto di no. Tentativo di Cutruneo, una parata già che può entrare sicuramente nelle top 5. Intanto ancora il tentativo di Joao Miguel, dicevamo la parata di Dalcin che ci sentiamo già di mettere nei top 5 di giornata. Qui l'anticipo splendido di Echevarria. Ghia prova a puntare l'avversario, calcia Sarmiento, possibilità di transizione offensiva della Roma con Biscossi che ha un po' di spazio, avanza Biscossi, perde però il controllo con il pallone che finisce direttamente sul fondo. Riparte la Feldi Eboli, 6:20 da giocare, vediamo se e quando sarà anche il momento del possibile power play per la Roma. Non ancora, mi sembra. 2 gol da recuperare, manca ancora un'eternità. Ghi, Selusio, Kenji, il pressing della Roma, l'ultimo tocco del 24. 4 cambi pronti per Reali. E io ovviamente con la coda nell'occhio vado a guardare cosa accade nella panchina della Roma. L'ultimo tocco di Eugenio, ecco li cambia Avellino, fuori anche Joao Miguel, dentro Fortino, dentro Cutrupi e dentro anche Marcelo, giovane Marcelo che va a battere proprio questa rimessa laterale. Cutrupi, l'appoggio per Avellino, Fortino, Marcelo, Sarmiento, il destro e attenzione qui la deviazione e il gol da parte della Roma che rientra in partita a 5:20. Mi sembra francamente che sia stata un'autorete con il tentativo di Sarmiento, la rivediamo subito con il tentativo di Sarmiento e forse l'ha toccata Echevarria proprio. Vediamo se la regia ce la mostra anche con la camera larga se possibile, così cerchiamo di capire se l'ultima deviazione è stata proprio di Echevarria. Eccola qua, Sarmiento, sì, autogol di Echevarria che ha spiazzato Dalcin e ha portato la Roma sul 2-1. 5:20 sul tentativo di Sarmiento, la deviazione sfortunata di Echevarria che ha realizzato il gol del vantaggio e si riapre la partita qui al Palasele di Eboli. Kenji, l'appoggio per Ghi,
Ci prova il Toro con la giocata verso Echevarria. Kenji, ancora il 15 dentro l'area di rigore, cerca la soluzione che non trova Kutruppi, lo scavetto in avanti per evitare guai. Saranno 5 minuti di grande futsal qui al Palasele di Eboli. Ghi, la Feldi vuole chiuderla, la Roma vuole impattare dopo l'autogol di Echevarria sul tentativo di Sarmiento. Reali forse stava già pensando al power play, ma adesso c'è ancora la possibilità per i giallorossi di rimetterla in piedi così. La Feldi invece cerca di sfruttare qualsiasi situazione per allargare nuovamente la forbice del punteggio. Il tocco all'indietro che non c'è, arriva adesso verso Dalcin che avanza, prova a sfruttare la superiorità numerica Dalcin, l'appoggio per Selusio, avanza il 77, sinistro, doppia deviazione, attenzione, riparte Kutruppi, possibilità di supernumerica per la Roma, ma Kutruppi si allunga troppo il pallone, poi lo recupera all'ultimo tocco e Di Ghida, rimessa laterale per la Roma. Avellino, Marcelo dentro per Fortino, tra le braccia di Dalcin. Selusio, l'anticipo di Avellino, va Selusio, c'è spazio per il tentativo sul fondo da parte di Kenji. Occasione per la Feldi a 4 minuti e 5 secondi dalla fine del match. Avellino, adesso può succedere qualsiasi cosa. Avellino, l'appoggio per Isgro, rientrato sul parquet. Fortino, Cutroneo, che aveva avuto un'opportunità con un sinistro deviato incredibilmente da Dalcin sulla traversa. Predica calma ai suoi. Antonelli alla panchina, cerca invece di spronare Reali, i suoi ragazzi dall'altra parte del campo. Intanto Selusio dentro per Calderolli che sinistro trova, il destro che lo scusa, con ancora Calderolli, sempre lui che porta nuovamente la Feldi sul +2. E chi se non Fabrizio Calderolli per il nuovo doppio vantaggio dei padroni di casa. La rivediamo, Calderolli servito da Selusio, il destro con la puntata, niente da fare per Sarmiento, sempre il solito incredibile, concreto, efficace Calderolli per il 3-1 della Feldi a 3:39 dalla fine, quando tutto poteva diventare più difficile per i padroni di casa. E ovviamente adesso non è più il tempo delle riflessioni. Biscossi a fare il portiere di movimento per la Roma, per provare a riaccendere nuovamente questo finale di partita. Avellino, Isgro, ancora l'appoggio per Avellino. Kutruppi, Avellino, Biscossi, Avellino, Biscossi, ancora Avellino, Fortino, Kutruppi all'indietro, non c'è intesa, passaggio a metà strada tra Avellino e Isgro, poi finisce a terra Calderolli. 3:12 da giocare, l'aveva riaperta la Roma con il destro di Sarmiento deviato da Echevarria in fondo alla sua porta. Sta provando a richiudere la Feldi con il gol di Calderolli, adesso con Ghi che cerca di tenere il pallone con un appoggio che non riesce, ma è ancora rimessa laterale per i padroni di casa. Le indicazioni di Antonelli a Calderolli, c'è un'intesa tra i due per sfruttare questa palla inattiva per il possesso Feldi che vuole far scorrere il crono ovviamente, e avanza Dalcin, sbaglia però l'appoggio. Che rischio qui Kutruppi, attenzione, c'è la superiorità numerica con Isgro che tiene il pallone in campo ma deve aspettare l'appoggio di Fortino che calcia, fermato da Dalcin. Poi la palla in avanti ancora verso Calderolli, ci prova Filippiglio, la giocata con la parata di Sarmiento. 2:43 la transizione offensiva della Feldi che ha portato Filippino alla conclusione con Sarmiento, gli ha detto di no. Selusio dentro ancora con la grande parata di Sarmiento sul tentativo di Calderolli, quasi a colpo sicuro. Calderolli l'appoggio all'indietro e poi l'autogol di Kutruppi. 4-1 a 2:36 alla fine, questo gol sa di sentenza.
Calderolli ha fatto una giocata fantastica che adesso rivediamo lì tra le linee. Calderolli con il time out chiesto da Reali. Guardate Calderolli, che giocata incredibile, ma che giocatore è Calderolli, che giocatore è Calderolli, con poi la deviazione sfortunata sicuramente di Cutruppi, ma se n'era creato lui lo spazio dal nulla. Calderolli ancora una volta decisivo anche qui al Palasele di Eboli. Arriva il gol del 4-1 per i ragazzi di Antonelli, che avevano rischiato grosso dopo il 2-1 firmato da Sarmiento con la complicità di Echevarria, ma nel momento in cui la Roma stava provando a spingere sull'acceleratore, a rischiare probabilmente a brevissimo anche il power play, sono arrivati i 2 gol che potrebbero scrivere la parola fine a questo match. 2:36 da giocare, le indicazioni di Reali, che ha chiamato subito time out. Non c'è più tempo ovviamente per ragionare, non c'è tempo per pensare a soluzioni alternative, bisogna trovare anche la giocata giusta subito per la Roma per cercare di rientrare in partita, e ovviamente la Feldi sarà lì a difendere, a cercare di rubare un pallone per portare a casa con sicurezza la sua seconda vittoria di questo campionato di Serie A, quinto. Avellino, l'appoggio ancora per Isgro, la giocata ancora con il destro di Avellino fermato. Fortino, il tocco all'indietro, Ghi prova la conclusione deviata, rimessa laterale. Avellino, Isgro, scorre il crono, 2 minuti da giocare. Avellino, Fortino, ancora il buon lavoro con l'appoggio per Avellino. Intanto dovrebbero essere già tutti i finali dagli altri campi. 1-1 tra Catania, mentre ancora il tentativo della rimessa laterale per calcio d'angolo per la Roma. 1-1 tra Catania e Così di Genzano, 4-1 in questo momento frente alla Feldi. Napoli Futsal 4-1 col Capurso. La vittoria della Sandro Abate, forse il risultato più a sorpresa, 1-3 sul campo del Cosenza, e 2-1 il Mantova che ha battuto la CDM. Domani Camea Active e Pomezia Sala Consilina, ma noi siamo ancora qui a seguire Feldi Eboli Roma con l'assalto disperato del team di Reali per provare a rientrare in partita. Avellino, ancora l'appoggio all'indietro, Fortino dentro con la palla recuperata, ci prova con il gol ancora una volta la Feldi Eboli, con Kenji che va a esultare dall'altra parte del campo. Kenji timbra il cartellino, game set match, lo possiamo dire adesso. 5-1 Feldi, palla recuperata dopo questo tentativo della Roma, e il gol di Kenji che a porta spalancata a 1:10 dalla fine punisce forse troppo severamente la Roma, che adesso rinuncia anche al power play. Ormai non c'è più tempo per pensare di mettere in piedi una partita compromessa. Una Roma che va applaudita assolutamente per quanto si è visto in campo fino a 5 minuti dalla fine. Aveva risposto anche nel secondo tempo colpo su colpo a una Feldi che ha mostrato però tutta la sua concretezza, tutta la sua qualità e anche tutta la sua testa nel momento cruciale del match, quando la Roma si era portata sul 2-1. Ha avuto la forza di allargare nuovamente la forbice del punteggio e di portare a casa un altro successo importante contro una signora squadra, quando ormai mancano 34 secondi al termine della partita. Arrivano gli applausi del pubblico della Feldi. Ghi, la giocata ancora di Ghi
che avanza, ancora Ghia, prova a fare tutto da solo, alla fine si va a prendere la rimessa laterale, poi esce per posto a Filipigno. 18 secondi, palleggia la Feldi, vediamo se potrà affondare ancora il colpo. Avanza Filipigno, va a scontrarsi con Reali. Sarmiento, Avellino, e arriva anche il suono della sirena con la stretta di mano tra i due allenatori, Antonelli e Reali. La Feldi vince 5-1 la sua prima gara qui al Palasele, la seconda giornata di campionato di Serie A, quinto. Una partita che nel primo tempo aveva visto il vantaggio della Feldi con Echeverria, poi nella ripresa è arrivato il raddoppio da parte dei ragazzi di Antonelli, con la Roma che aveva provato a rientrare in partita grazie a un tentativo di Sarmiento, il raddoppio ovviamente di Kenji. Dicevamo, la Roma che aveva provato a rientrare in partita con 5 minuti alla fine, con il tiro di Sarmiento deviato da Echeverria, poi dopo Lavrendi, Calderoli, un altro autogol e Kenji hanno firmato il punteggio definitivo per una Feldi che resta a punteggio pieno. Una grande prova per i ragazzi di Antonelli, ma la Roma esce comunque a testa alta da questo match. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Da Fabio Amore è tutto, alla prossima.